Francesco Petrarca, padovano di adozione per gli ultimi anni della sua vita, famoso da qua Petrarca, ma parleremo di un altro Petrarca, cioè il Petrarca che per la prima volta ha scalato il Mont Ventoux in Francia, nella Provenza, alto 1900 metri, ed è il Petrarca considerato il primo scalatore della storia, o quantomeno di questo Mont Ventoux. Nei suoi familiares, che ha inviato all'amico frate Dionigi, racconta l'impresa che ha fatto assieme al fratello Gherardo e chiamiamolo Sherpa, cioè naturalmente non era un portatore perché non è che abbia fatto l'Himalaya, comunque ha fatto questa scalata assieme a una terza persona. Per la strada hanno incontrato un pastore piuttosto anziano che ha detto non andate, è pericoloso, sono stato anch'io, ma sembra che non ci sia stato. Però il Mont Ventoux è famoso anche per un altro motivo, tristemente famoso, perché nel 1967 al Tour de France è morto il ciclista britannico Tom Simpson, che aveva conquistato da 2 anni il titolo di campione del mondo su strada, nel corso in linea. È morto di doping, uno dei primissimi in assoluto a morire di doping. La notizia ha fatto scalpore naturalmente all'epoca, anche perché la tappa è stata trasmessa in diretta dalla TV francese. E pensate se a un certo punto non esiste la superstizione, perché era la 13ª tappa del Giro di Francia e il giorno era il 13, esattamente il 13 di luglio. Comunque, tornando a cose meno tristi, al nostro buon Petrarca, questo episodio è raccontato in non molti punti, ma ricordo che è stato raccontato in una grammatica, anzi una letteratura della lingua italiana del mio professore di italiano greco-latino al Tito Livio. E quindi io ricordo volentieri questo episodio, e quindi per me, appassionato di montagna, il Petrarca è stato soprattutto un grande scalatore. Il Petrarca ha scalato la vetta nel 1336, poi ha avuto varie peregrinazioni, come si sa, ed è morto ad Arquà, Petrarca appunto, come si è chiamato poi, nel 1374.